Tre incidenti, di cui uno dall'esito mortale, registrati nelle ultime ore in provincia di Udine. Il più grave poco prima della mezzanotte lungo la provinciale che collega Braulins, in comune di Trasaghis, a Bordano. La vittima, Paolo Buzzi, 59 anni, che risiedeva a Bordano. Per causa in corso di accertamento ha perso il controllo della piccola utilitaria su cui si trovava la guida, finendo fuori strada contro un albero. Inutili ogni tentativo di salvargli la vita. Il secondo sinistro, poco prima delle 6, lungo la variante esterna di Oleis, in comune di Manzano. Due auto si sono scontrate tra loro nei pressi di una stazione di servizio carburanti. Una delle due è finita nel diruppo sottostante, mentre l'altra è rimasta al centro della carreggiata prendendo fuoco. Il conducente è uscito in tempo prima di essere divorato dalle fiamme. Entrambi hanno riportato ferite e traumi, nessuno in pericolo di vita, trasportati in ambulanza all'ospedale di Udine, dove si trovano ricoverati. Sul luogo del sinistro hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale e i carabinieri del radiomobile di Cividale, quest'ultimi per i rilievi utili a chiarire le dinamiche. Infine, a Tolmezzo, una persona è stata soccorsa poco prima delle 8 dopo essere uscita di strada in via dell'Industria. Del fumo usciva dal mezzo mentre il conducente è bloccato all'interno. I vigili del fuoco del distaccamento Carnico hanno provveduto ad estrarlo, poi, preso in consegna dal personale sanitario, trasportato al vicino ospedale per il ricovero. Agricolo, vedete che ci sono